Buongiorno a tutte le teleascoltatrici e a tutti i teleascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati a una nuova settimana con Autodafè e questa settimana la iniziamo parlando di un libro, ne parleremo dettagliatamente tra pochissimo, un libro che è uscito per la casa editrice Belforte. Vi ricorderete forse che abbiamo parlato tempo fa con Guido Guastalla, editore della casa editrice Belforte, ma con noi c'è anche l'autore di questo libro, di cui poi parleremo più in dettaglio, Luca Martera, il cui curriculum trovate anche nel post che introduce la nostra trasmissione sulla pagina Facebook di Radio Libertà, ma poi anche lì ci soffermeremo un po' più in dettaglio sulle numerose attività che hanno condotto Luca Martera infine a scrivere questo libro intitolato Usurai, seduttori e cospiratori, l'antisemitismo nel cinema italiano prima della Shoah, edito appunto da Belforte Editori Librai dal 1805 in quel di Livorno. Abbiamo con noi sia l'autore, che saluto e ringrazio. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti, buongiorno, un caro saluto agli amici di Radio Libertà. E dall'altra parte abbiamo anche in collegamento telefonico per una brevissima introduzione appunto Guido Guastalla, editore. Con lui poi torneremo a parlare domani alle 10:30 in relazione a tutti gli altri temi di attualità. Intanto però io lo ringrazio e gli lascio subito la parola. Buongiorno dottor Guastalla. Allora, ho introdotto sommariamente il titolo di questo libro. Sulla pagina, sul post, sulla pagina Facebook di Radio Libertà c'è anche il richiamo al sito della sua casa editrice salomonebelforte.com, pieno di gemme librarie di tutti i generi, una casa editrice meravigliosa. Come è arrivato a Luca Martera e a questo tema dell'antisemitismo nel cinema italiano, che non mi sembra sia stato molto percorso nella storia della saggistica italiana? Buongiorno a lei, dottor Cainarca. Intanto la ringrazio per i complimenti che non so se siano del tutto meritati, ma io comunque li accetto molto volentieri. Devo dire che questo libro nasce da una telefonata di un amico di Roma, Dario Cohen, della comunità ebraica di Roma, che fra l'altro è un mio amico perché ha sposato una ragazza di Livorno, della comunità ebraica di Livorno, e ha praticamente tutti i suoi figli in Israele, con nipoti che in questo momento sono sotto le armi, e quindi c'è anche una situazione di grande apprensione. E quando mi propose questo libro, io in realtà non conoscevo, approfonditamente il lavoro di Luca Martera, non conoscevo, come capita, non avevo sotto gli occhi il curriculum di Luca Martera, che ho imparato poi a conoscere, e ho scoperto che si tratta di una delle persone, degli intellettuali, degli studiosi più ferrati sul piano della ricerca storico nel settore dello spettacolo e del cinema. Però il tema di questo libro mi piacque subito. Ero convinto anch'io che fosse un tema che non era stato approfondito adeguatamente, di cui si parlava molto genericamente, ma poi in realtà l'Italia è un paese di brava gente, l'antisemitismo non c'è mai stato, era un qualche cosa di relativamente marginale rispetto al mainstream dell'epoca, cosa che non era vera, ma non era neppure falsa, cioè c'era di tutto nell'Italia post-risorgimentale e poi post-liberale e fascista. C'era un filone anti-ebraico, un filone filo-ebraico, un filone indifferente, c'era un pochino di tutto. Però il tema mi piacque molto e entrammo in contatto con Luca, che devo dire è stato un incontro molto felice, lo dico pubblicamente, è stato anche un incontro produttivo, perché credo che questo libro sia un libro che meriti di essere conosciuto, diffuso, perché è un libro dove c'è questa acribia di Luca, che è un ricercatore veramente, a volte non uso il termine pedante, ma userei questo termine nel senso positivo del termine. Va sempre al fondo delle cose, non lascia mai in nessun ambito di ricerca
diciamo in superficie, scende sempre in profondità, cerca sempre con molta cura, con molta passione e con molta conoscenza dell'argomento. Il risultato sta a me dirlo, ma mi sembra veramente eccezionale. Io ho partecipato ad alcune delle presentazioni, devo dire che anche l'ultima con Marco Sisi, che è un esperto anche lui del tema del cinema italiano dalle origini ad oggi, è stata veramente esaltante. Al di là del libro, anche la presentazione verbale, non così pubblica, ha soddisfatto moltissimo i partecipanti, ha chiarito molti temi, ha suscitato molte curiosità, e quindi il risultato di questo libro, che è certamente un libro di nicchia, perché non è certamente un libro. Su questo potremmo discutere poi anche con lo stesso Luca Martera, perché in realtà questo libro secondo me è anche un saggio che parte dal cinema, ma diventa anche un saggio di politica e anche di antropologia, se vogliamo, italica, per molti versi, ma ne parliamo dopo. Esattamente quel punto. Perché da lettore io devo ringraziarla, dottor Guastalla, anche per questa nostra introduzione. Adesso ci salutiamo e entriamo nel merito del libro con l'autore. Io la ringrazio da lettore perché lei ha dato la possibilità a chi vuole di leggere questo libro, che ripeto ha una sua utilità anche molto politica, da un punto di vista politico estremamente interessante, perché è vero che fa il focus su un determinato periodo della nostra storia, però illustra meccanismi che sono validi anche oltre quel periodo, prima e dopo, e direi anche arrivano fino all'attualità. Quindi grazie dottor Guastalla per questa breve introduzione. Noi ci risentiamo domani mattina alle 10:30. Benissimo, la ringrazio molto. Io ora ascolto l'intervista che farà all'amico Luca Martera con molta attenzione. Grazie a Guido Guastalla. E Luca, ci diamo grazie da parte mia. È sempre un piacere sentirla, ma domani poi entreremo nell'attualità più diciamo pressante. Luca, ci diamo del tu, dicevo, per praticità di conversazione, no? Ci siamo conosciuti da pochissimo, io ho letto con grandissimo gusto questo libro perché intanto c'è dietro un lavoro, come diceva il dottor Guastalla, lunghissimo, perché tu lo precisi, sono stati 4 anni di lavoro di ricerca e di confronto, hai compulsato e consultato centinaia di archivi audiovisivi, bibliocartacei in Italia e non solo, e il focus che tu hai deciso, diciamo, di approfondire è quello relativo al cinema italiano, all'antisemitismo nel cinema italiano prima della Shoah. In realtà, diciamo, c'è un lungo periodo che è quello del cinema muto che tu analizzi nel primo capitolo, e c'è anche un lampo di luce su quello che è successivo, diciamo, sul periodo successivo al regime fascista. Ecco, com'è che nasceva, come diceva prima anche il dottor Guastalla, come è nata l'idea che tutto sommato in Italia, nel cinema italiano e nella cultura italiana in senso più lato, non ci fosse poi tutto questo grande antisemitismo, no? Cosa che tu nel tuo libro invece documenti, c'è stata e come, forse in una misura diversa sicuramente rispetto alla Germania nazista, però non si può dire italiani brava gente ed è finita lì, no? Certamente. Si tratta di andare a fare una verifica, mai accontentarsi di quello che si ritiene scontato, già dato. Poiché nella prima pagina di questo saggio, nell'introduzione, riporto 5 dichiarazioni molto perentorie sul fatto che non siano stati mai realizzati film e addirittura cinegiornali luce su questo tema, mi son detto dichiarazioni anche di persone insospettabili come l'ebreo Bruno Segre, no? Sì, che la prima in ordine cronologico nel 49, il che pone anche qualche dubbio perché aveva la mente, come dire, la mente, il ricordo, la memoria fresca, ma momento, la circolazione delle informazioni che c'è oggi è ovviamente incomparabile con quella che ci poteva essere negli anni 30 e 40, cioè solo
i cinefili dell'epoca, che erano anche molto addetti ai lavori, cioè i critici, i giornalisti, avevano magari accesso alle collezioni di tutte le riviste di cinema, e quindi avere più o meno un quadro completo delle uscite nei cinema italiani, che momento i film italiani non è che avessero una circolazione dalle Alpi fino alla Sicilia, ci poteva essere una roba a macchia di leopardo, esattamente come le edicole in Italia, a parte i capoluoghi di provincia, i giornali arrivavano con giorni di ritardo nei paesi. Quindi ovviamente per me negli ultimi 20 anni è cambiata radicalmente la maniera di fare una ricerca, perché puoi incrociare migliaia di fonti, cosa che ovviamente era impossibile fino all'era analogica, cioè no, tecnicamente no, perché uno ci poteva mettere anche 10 anni, ma poteva forse raggiungere lo stesso risultato. Ma diciamo che c'è stata molta pigrizia da parte degli intellettuali italiani nell'affrontare questo tema nel dopoguerra. Pigrizia ovviamente. Forse si capisce anche dal tuo stesso libro, nella parte finale, dove appunto c'è il lampo di luce sul post-fascismo, sul primissimo post-fascismo, si capisce che c'era un'ansia di autoassoluzione da parte di tantissimi di questi intellettuali, no? Dovevano riverniciarsi per il nuovo regime democratico, tutto sommato, e quasi tutti erano in quella condizione, a parte rarissime eccezioni, no? Beh, questo è sì, probabilmente è il tema laterale più importante del libro, quello che costituisce proprio il fil rouge, il trasformismo dell'intellettuale italiano, che è una roba molto attuale, e qui devo citare un cattivo maestro che ho mai stimato proprio per Indro Montanelli, maestro del giornalismo del Novecento, il quale ha raccontato un sacco di balle nella sua vita, ma qualcosa di conosceva molto bene il carattere degli italiani. E quando parlava di intellettuali, lui ha sempre detto che l'intellettuale italiano non ha mai lavorato per il pubblico, perché il pubblico italiano storicamente è sempre stato semi-analfabeta, o comunque ha letto sempre pochissimo. Quindi, per garantirsi sussistenza e sopravvivenza, l'intellettuale italiano da sempre ha dovuto lavorare per il principe. Leggasi oggi tradotto padrone. Sì, sì, sì. Poi Umberto Eco diceva: nella vita bisogna avere almeno 5 padroni per non essere assoggettato a 1 o 2 padroni. Ma qui entriamo nel territorio della libera concorrenza, del pluralismo, che in Italia pure quello ha sempre difettato, perché ci sono i cartelli. Allora, prima di entrare, io direi in maniera, come ti avevo già anticipato Luca, un po' rapsodica nel tuo libro, no, cioè per singoli flash, per singoli momenti, titoli, date e questioni rilevanti. Allora, tu all'inizio del libro ti poni e poni al lettore questa domanda, no: quante furono le opere cinematografiche esplicitamente antisemite prodotte sotto il regime fascista nel periodo che va dall'introduzione del sonoro, 1930, alla caduta della Repubblica di Salò nel 45. Il calcolo lo lascio illustrare a te, però quello che rileva dal mio punto di vista è che al di là del numero, poi tu ce le dici esplicitamente, ce ne sono due sicuramente, no, molto, sulle quali si investe molto, e tante altre. Al di là del numero teniamo presente che qui stiamo parlando del fatto che gli ebrei in Italia erano appena 40.000, cioè l'1% scarso dell'intera popolazione, e quindi tutto sommato lo sforzo produttivo della cinematografia italiana antisemita non era trascurabile rispetto all'entità delle persone coinvolte, cioè appunto al basso numero di ebrei in Italia. Una cinematografia antisemita quindi ci fu. Però quello che ancora secondo me è più interessante è capire che questa cinematografia antisemita non nasce dal nulla, perché prima dell'avvento del regime fascista la cultura cattolica, ma anche la cultura popolare diffusa, aveva già una serie di stereotipi, no? Nel titolo tu ne riassumi 3: usuraio, seduttore, cospiratore. Ma questi stereotipi sulla figura dell'ebreo erano ben radicati nella cultura popolare, no? Sì, niente nasce dal nulla, si tratta di stereotipi mutuati a loro volta da secoli di letteratura e teatro, ma anche banalmente dall'osservazione di sculture, pitture, illustrazioni, fregi, affreschi che si trovano ancora oggi in molte chiese italiane. Quindi era una visione assolutamente quotidiana e radicata. Dicevi bene, perché l'1%, 40.000 ebrei in Italia
durante i 20 anni di dittatura fascista. C'erano anche altre minoranze, c'era anche la minoranza valdese, quella greco-ortodossa, ce n'erano tante. Ma perché questo sforzo? Naturalmente proprio perché gli ebrei hanno una storia a sé e gli ebrei italiani a loro volta hanno tante storie diversificate, perché gli ebrei di Torino sono diversi da quelli di Milano, da quelli di Roma e da quelli di altre regioni italiane. Quindi cinematografia ufficiale ci fu? No, ufficiosa sì, perché si realizzarono nel periodo sonoro 2 lungometraggi di finzione a tematica interamente antisemita, una quindicina di film con personaggi, situazioni e battute, quindi con ruoli molto stereotipati e codificati dell'ebreo appunto usuraio, seduttore e cospiratore, e poi soprattutto anche una più di una ventina di cinegiornali della Luce e della Incom, che era la concorrente diciamo più commerciale dell'Istituto Luce, e i cinegiornali ricordiamo che erano l'organo ufficiale di propaganda del regime mussoliniano e venivano proiettati obbligatoriamente prima di ogni film durante gli anni del consenso. Il paragone con la propaganda nazista si può fare perché sostanzialmente uno è portato a pensare che anche i nazisti realizzarono chissà quante opere antisemite. Ne realizzarono solo due film importanti e infami, Rothschild e Sus l'Ebreo, un documentario, Der Ewige Jude, l'ebreo errante, e un'altra decina, quindicina tra cinegiornali, cartoni animati, cortometraggi, quindi più o meno paradossalmente la quantità è simile a quella della propaganda fascista, ma naturalmente, fortunatamente, gli effetti furono molto diversi perché le opere di propaganda nazista avevano il compito di incitare all'odio e anche ad atti di violenza, perché venivano anche proiettati davanti ai soldati, alle SS. In Italia in realtà ci furono anche aggressioni in seguito alla proiezione di alcuni di questi film tedeschi in versione doppiata italiana, ma ne parliamo magari dopo. Ecco, tra l'altro qui compare anche una figura di quegli intellettuali trasformisti come Giuseppe Marotta, no? Perché ci fu un'alleanza fra Germania e Italia per la produzione di una cinematografia di propaganda e antisemita. Germania Film era l'entità guidata da Giuseppe Marotta, che poi scriverà L'oro di Napoli, diventerà sceneggiatore dei registi progressisti e via dicendo, vincerà i premi letterari nel dopoguerra, eccetera, eccetera, però era praticamente un antisemita, a giudicare da quello che scriveva e faceva, un antisemita fatto e finito, diciamo così. Poi ripulitosi alla grande nel dopoguerra. Ma questo magari ci arriviamo dopo, ma è una delle figure emblematiche, no? di quel trasformismo che dicevamo prima. Così, procedendo per capitoli, il primo capitolo si occupa del cinema muto, no? 1899-1930. Io ho imparato tantissimo e mi sono, diciamo, proprio appassionato. Ci sono anche, devo dire, nel libro i QR code che permettono poi di sviluppare tutto un percorso cinematografico vero e proprio a margine del testo, no? Si possono vedere film, spezzoni di film e tanta documentazione in più che arricchisce questo libro e ti permette di fare un vero viaggio all'interno del tema trattato. Dicevo, il cinema muto non è esente, no? Da questa. Non è esente non solo in Italia, perché tu fai l'esempio del pioniere del cinema americano Porter, piuttosto che del pioniere francese del cinema Méliès. Insomma, in Italia poi abbiamo invece le raffigurazioni dell'Inferno di Dante, piuttosto che due Colossal che quasi tutti ricordano, no? 1913 Quo Vadis, 1914 Cabiria, che viene addirittura presentato in pompa magna alla Casa Bianca negli Stati Uniti. Ecco, non procedo oltre. Lascio a te, Luca, di darci un'idea. Nel 19 esce anche Israel, che tu definisci nel libro il film muto di produzione italiana forse più antisemita in assoluto, per quanto girato da un regista francese, se non ricordo male, no? Ci sono tutti gli stereotipi anche in questa prima fase del cinema muto. L'ebreo deicida, l'ebreo bolscevico e comunista,
talché Benito Mussolini nel 19 sul Popolo d'Italia interpreta addirittura la rivoluzione russa come il tentativo di riscossa dei banchieri ebraici di Londra e New York. E il bolscevismo potrebbe essere la vendetta dell'ebraismo contro il cristianesimo. Cosa c'è di rilevante in questo lungo periodo dal 1899 al 30, oltre a quei piccoli flash che ho elencato io? Beh, tanta roba. Eh. Il cinema è la nuova arte, è la nuova musa del XX secolo. E quindi gli ebrei dell'Est No, Europa, che sono scusami Luca, quelli... tanto per Sì, dirti, butto là un'altra cosa, ma nel libro ci sono disseminate tante gemme, diciamo così, di conoscenze e che aprono all'interpretazione. Padre Agostino Gemelli, il fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'agosto 24 fa un necrologio in morte di Felice Momigliano e scrive che, anzi, nel necrologio, violentissimo, augura la morte a tutti i giudei. Questo per dire che il cinema non può che recepire tutte queste diciamo, impulsi culturali. Quella è una cultura diffusa in basso e diffusa in alto. Padre Agostino Gemelli è il fondatore dell'Università Cattolica. ecco, no, hai citato, è importante specificare una caratteristica italiana. Dal Regno d'Italia noi abbiamo avuto sempre due tipi di censure ufficiali, quella amministrativa e quella ecclesiastica, che si respira, cioè ricordo che fino a, insomma, credo a 40-50 anni fa, per la maggior parte della gente era normale che ogni azione fosse in qualche modo sorvegliata da una persona molto in alto che ti puntava il ditino, nel senso che siamo un paese cattolico credente e quindi i dogmi religiosi non sono mai stati messi in discussione fino a un certo punto. Poi le persone, ovviamente, gli eretici e i laici c'erano sempre, ma sono sempre atei una minoranza. Per quel che riguarda lo scontro di civiltà, di cultura, di religione con gli ebrei, anche in questo caso non c'è mai stata come dire, una linea unica, perché ci sono sempre state posizioni diverse, divergenti a seconda del momento storico, perché ricordo che l'Italia ha sempre sofferto di campanilismo spinto, nonostante l'unificazione italiana, comunque è rimasto quello. L'antisemitismo toscano è diverso rispetto all'antisemitismo torinese, cattolico, romano, e questo si rifletteva anche sul cinema, fenomeno da baraccone nei primi 10 anni, quindi oggetto di attrazione del circo. E dico questo perché si trattava di costruire una nuova visione, e quindi lo spettatore, che al massimo era stato abituato al daguerrotipo, alla lanterna magica, eccetera, qui vedeva una simulazione di realtà, e questa simulazione per molte persone illetterate e analfabete era una sorta di favola ma veritiera, perché aveva difficoltà a mettere in discussione quello che vedeva e pensava fosse vero. E quindi il filone storico di ambientazione storica in cui si è specializzato il nascente Sì. cinema italiano negli anni 10, ed era quello più famoso nel mondo, perché chiaramente noi, essendo l'Italia con l'impero romano alle spalle, comunque con secoli di Rinascimento, una tradizione nello sfarzo, nei costumi, eccetera, i film di ambientazione storica avevano il compito di raccontare ovviamente fatti del passato, ma ammiccando al presente, e lo spettatore in questi casi ha le difese abbassate, perché magari negli anni 10, dove l'italiano più famoso del tempo era D'Annunzio, e quindi il d'annunzianesimo e tutto quel che riguarda, si facevano passare magari, ad esempio, in Quo Vadis c'è un saluto romano, o anche in Cabiria, e questo è secondo l'ex sindaco di Milano Paolo Pellitteri, che era anche storico del cinema. Fu un ammiccamento voluto da D'Annunzio, questo del saluto romano, introdotto in un film muto italiano. Perché riguarda Film gli ebrei, appunto. film muto del 1913 nel quale Quo Vadis
colossal, no? Storico-biblico, eccetera, nel quale però tu scrivi esplicitamente che l'antisemitismo in quel film ha uno scopo ben preciso, cioè affermare l'identità cattolica italiana. L'italiano è cattolico, no? E questo antisemitismo si condensa nelle figure dei due accusatori principali di Gesù che l'hanno fatto crocifiggere, quindi di nuovo l'ebreo deicida. Addirittura qua con riferimento all'homo delinquens teorizzato da Cesare Lombroso, che peraltro aveva radici ebraiche. Quindi Sì, allora, una precisazione importante. Il cinema è fatto di storie, tutte le storie hanno bisogno di un cattivo, di un antagonista. Alle origini del cinema non si inventa nulla, ripeto, si mutua da secoli di letteratura, teatro e altre opere, forme artistiche. Il nemico viene individuato spesso in un gruppo etnico straniero e quindi, io ho messo in fila anche una serie di titoli di film muti, dove erano evidenti, come bersaglio, non solo gli ebrei, c'erano anche naturalmente gli africani, cinesi, arabi, e non gli italiani, ma i meridionali, in particolare sardi, siciliani e calabresi. Questi erano i 3 ceppi, diciamo, contro cui, la si prendeva di più. O c'erano anche gli zingari naturalmente, i rom. E questi, badate, sono stereotipi rimasti fortissimi almeno fino agli anni 90. Eh, Infatti gli anni 90 sono gli anni in cui si comincia ad elaborare il concetto di politicamente corretto, nel bene e nel male naturalmente, ci mancherebbe altro, che però va a cozzare poi, andrà a cozzare con la libertà di espressione fino ad arrivare alla cultura woke di oggi. Allora Luca, nel 31 facciamo un salto dopo questo lungo primo capitolo dedicato al cinema muto, pieno di cose interessanti. Alcune le abbiamo elencate, le altre le troverete leggendo il libro. Tra l'altro, Luca, tu il libro lo scrivi e si capisce anche la tua formazione, da come lo scrivi, da persona che ha sempre lavorato come documentarista, oltre che come specialista di archivi e come autore di ricerche storiche e giornalistiche, con un piglio appunto molto giornalistico. Hai lavorato per le principali reti televisive, per tutti i principali grandi nomi del giornalismo italiano, hai scritto diversi articoli e approfondimenti sui mass media, quindi c'è un occhio, diciamo, molto attento alla parte comunicativa di questa immensa macchina cinematografica, no? Comunicativa in senso lato. Ecco, una cosa che mi ha colpito, poi dobbiamo fare una piccola pausa alle 10:30, ma nel 1931 esce in Italia un film, Due mondi, no? Basato sulla presenza di due protagonisti con religione diversa, cattolico lui, ebrea lei. Alla fine questi due mondi sono inconciliabili, questa è la tesi di fondo del film, no? Mi ha colpito molto un'altra perla che tu hai tirato fuori, perché anche questa non tanto per la persona singola, ma perché la persona singola, tra l'altro una persona di cui si è occupato nella sua tesi di laurea il nostro editore Guido Guastalla, no? Antonio Gramsci, lui ha fatto la tesi su Antonio Gramsci. Ecco, Antonio Gramsci a suo modo recensisce questo film in una lettera dal carcere alla cognata, che gli domanda cosa pensasse delle differenze fra gli ebrei e i gentili. Allora Gramsci scrive, tu riporti questa frase lapidaria: la questione è stata risolta da Marx. I cristiani sono diventati ebrei assimilando l'essenza dell'ebraismo, cioè la speculazione. La risoluzione si raggiungerà quando tutta l'Europa si libererà dall'ebraismo, che è una frase tranchant, assoluta, che però ti dà anche l'idea che non solo c'era l'antisemitismo di matrice cattolica e quello più biecamente popolare, ma c'era un antisemitismo anche di matrice comunista, comunque nella storia della sinistra italiana, no? E Accidenti. questo forse faciliterà anche quel travestitismo, quel trasformismo post bellico nel quale abbiamo, per esempio, tu ne tiri fuori una di figura da questo punto di vista riassuntiva ed eccellente, no? Cioè Elsa De Giorgi, che è la musa di Calvino, l'amante di Calvino, la signora rossa dei salotti, ma è stata una principessa del cinema nero, diciamo così, il cinema nero dei telefoni bianchi, se mi permetti la battuta. Comunque, Luca, ti lascio un breve commento su questo, perché anche Antonio Gramsci che dice queste cose ha un peso, ha un significato.
Chiaramente stiamo attenti ad estrapolare la singola frase, ma anche se qui il contesto era assolutamente, lui pensava quello che ha scritto, anche perché erano lettere dal carcere, quindi ovviamente tutta la posta era controllata durante, figuriamoci, la dittatura fascista. C'era l'Ovra, Gramsci poi sappiamo naturalmente la fine che ha fatto, ma lo pensava perché l'antisemitismo di sinistra ha esattamente una genesi di lunga data, che risale proprio anche all'inizio del Regno d'Italia, perché c'erano spaccature all'interno del Parlamento del Regno d'Italia, tra appunto fazioni. Tutto questo naturalmente ha origini con il primo caso mediatico famoso, che è il caso Dreyfus, avvenuto in Francia, che divise l'opinione pubblica anche in Italia tra innocentisti e colpevolisti, e anche qui ripeto, oltre al campanilismo italiano, noi ci dividiamo sempre su tutto, perché c'era davvero un antisemitismo che aveva radici molto diverse, quello appunto di radice cattolica, quello di destra e quello di sinistra. Mettere insieme questo tipo di... il mio approccio è interdisciplinare, quindi è fondamentale per fornire una bussola che si spera che sia la più esaustiva possibile, questo ed è reso possibile questo grazie, ripeto, all'incrocio di centinaia di archivi che si può fare oggi. Ieri era già più complicato. Mettere insieme tutti questi dati provenienti da ambiti diversi fornisce un quadro abbastanza completo di quello che era il sentimento comune, e in questo caso anche di un intellettuale politico di punta, naturalmente. Allora, dobbiamo fermarci per 2 minuti, poi riprendiamo con un altro anno, perché tra l'altro, dico a beneficio di chi ci ascolta, il libro procede poi anno per anno, no? Quindi avete ogni anno dei singoli flash che illustrano in maniera secondo me molto efficace la cultura, i tempi, quello che viene prodotto, e danno un'idea anche molto più ampia rispetto all'argomento, no? Perché questo è il punto. Questo secondo me è un gran bel saggio, Luca, anche di carattere proprio politico e antropologico, perché ti fa capire determinati meccanismi che valevano magari nel 31, 32, 33, ma che in fondo non sono molto dissimili neanche oggi. Comunque ne riparliamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. Oh, l'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando. Un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari, perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408, anche perché è una produzione limitata, è un prodotto naturale gastro free, il nostro integratore alla bava di lumaca gastro free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera e un'estate un po' più bella, oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci in onda. Stiamo parlando con Luca Martera, autore del libro Usurai, seduttori e cospiratori, l'antisemitismo nel cinema italiano prima della Shoah, edito da Belforte Editore. Luca, 1933. Mi ha colpito molto una cosa che accade quell'anno e che tu documenti, no? Nasce quello che tu chiami il cinerazzismo. Dalla biotipologia studiata da Nicola Pende, che ritroveremo anche protagonista nel dopoguerra, è un altro delle persone che si riciclano in maniera formidabile dopo la caduta del regime, no? E mi viene da dire, non sono poche queste persone che apparentemente ci credono molto, no? Sono più mussoliniani di Mussolini, più fascisti del capo del fascismo. È gente che si spende molto e poi cambierà, diciamo così, opinione, ma fino a un certo punto, perché mantiene le sue convinzioni e le sue amicizie, e poi salva anche i camerati di un tempo, no? Allora, qui abbiamo un progetto che poi non si realizza, ma che solo a leggerlo così fa una certa impressione, perché il professor Nicola Pende si occupa di temi come la razza, la superiorità razziale degli italiani, dirige a Genova l'Istituto di Biotipologia e ha in mente un progetto per creare l'Istituto Centrale di Bonifica Umana, di Ortogenesi e di Terapia Naturistica, che sarebbe dovuto servire anche, da un punto di vista cinematografico, alla costruzione degli attori secondo i dettami della scienza biotipologica. Quindi doveva servire a ricercare una italianità cinefotogenica per operare la sintesi tra il Mediterraneo e le Alpi e creare quindi il perfetto attore di razza italica, diciamo così, giusto? Sì, sì, leggerlo adesso a posteriori è ovviamente è divertente, ma questo tipo di linguaggio così pseudoscientifico era molto pesante. Ecco, Anche se diciamo che c'è così a orecchio suona molto nazi, c'è poco da fare. Suonano molto nazi perché già ricordo che comunque il positivismo aveva prodotto, cioè uno degli italiani più famosi nel mondo era Cesare Lombroso, che appunto aveva gettato le basi per questa pseudoscienza basata, ricordo, sulla frenologia, cioè la misurazione del cranio per capire se si era assassini nati. E Pende riprende alcune sue teorie, ma per elaborare il concetto opposto, e cioè dobbiamo pensare che effettivamente il fascismo italiano ha insegnato al mondo, compreso Hitler naturalmente, molte tecniche di propaganda. È stata uno dei campi in cui curiosamente l'Italia ha prodotto più idee, perché si trattava di formare l'uomo nuovo dalla culla alla tomba e quindi con i vari gradi dal Balilla al piccolo italiano, alle giovani italiane, insomma, eccetera, eccetera. E tutto questo quindi dalla scuola fino ovviamente all'età adulta, dove bisognava essere soldati prima ancora che cittadini per gli uomini, e per le donne naturalmente mamme figlianti. La cosa divertente, c'è un seguito, alla fine Pende deve ammettere davanti alla sua gruppetto di giovani scienziati e anche davanti a se stesso che si tratta di una missione impossibile, perché dove lo trovi l'ariano puro in Italia? Che sei, l'ariano irpino magari? Si provò a identificarlo in Primo Carnera, che era però un'eccezione, o in alcune vallate, montagne delle Dolomiti, ma non avevano magari i tratti di Errol Flynn o di Gregory Peck. Diciamo, il fenotipo italiano aveva caratteristiche molto diverse da quello anglosassone, naturalmente. Quindi quest'opera andrà a finire praticamente in nulla. Comunque, tra l'altro, Nicola Pende è il nonno della giornalista Stella Pende, no? E qua verrebbe da citare un altro nome illustre, Leo Longanesi, che diceva: in Italia nella bandiera dovremmo metterci il motto "Tengo famiglia", ma questo è un altro discorso a parte, diciamo. Allora, 1934 invece è un anno, anche questo molto importante. Poi però facciamo un salto in avanti perché vedo che il tempo scorre
E ci sono tantissimi spunti in questo libro, lo dico per chi ci ascolta e per chi lo leggerà, ma una quantità. In questo percorso cronologico, nel 1934, tu dici accade qualcosa che segna una data di non ritorno, perché nel marzo e da lì in avanti, nei giorni successivi all'11 marzo, vengono arrestati diversi ebrei in quanto antifascisti. Tra di loro anche Leone Ginzburg e Carlo Levi, specialmente a Torino e non solo, no? Data di non ritorno perché tu scrivi da questo momento si susseguiranno campagne di stampa antisemite basate su un concetto molto semplice: ebreo uguale antifascista, che è poi quello che dirà Mussolini nel discorso di Trieste nel 1938, no? Gli ebrei sono stati irriducibili nemici del fascismo nonostante la nostra politica. Però c'è anche da dire, che tu lo documenti in maniera molto interessante, che attraverso cinegiornali, attraverso documentari, anche in questi anni il fascismo a volte esalta la creazione di uno Stato ebraico, lo Stato ebraico tutti sappiamo nasce nel 48, però negli anni precedenti, anche negli anni 30, c'è l'immigrazione di ebrei, si comincia a coltivare l'idea di un focolare ebraico e il fascismo dà anche idea di guardare con favore a questa costituzione di una nuova patria per gli ebrei, dando anche risalto alla loro intraprendenza, alla loro capacità di trasformare il deserto in una zona vivibilissima, alla loro voglia di fare, di lavorare, di costruire. Questo forse più sotto un profilo di propaganda, diciamo così, diplomatica, di politica internazionale, no? Per certi versi. Però c'è una specie di paradosso, una specie di contrasto fra quello che poi diventeranno le leggi razziali e alcuni invece tratti, diciamo, di esaltazione anche del popolo ebraico e della sua costituzione di una patria, Israele, no? È curiosa questa cosa. No, l'approccio era completamente schizofrenico del regime, perché c'erano gli antisemiti irriducibili come Farinacci, oppure Giovanni Preziosi, Telesio Interlandi, ma poi c'erano anche invece voci un po' più moderate come Italo Balbo, che aveva amici ebrei, ma lo stesso Farinacci aveva una segretaria che era ebrea, Iole Foà, per dire. Allora, l'Italia purtroppo in questo c'è una continuità incredibile, perché questo tipo di opportunismo, compreso quello di Mussolini, io riporto a distanza di pochi anni dichiarazioni di segno completamente opposto. E quindi come si spiega? A seconda dell'opportunità politica diplomatica del momento. Mussolini aveva anche nello stesso confronto degli inglesi, che erano mandatari in Palestina del territorio che poi sarebbe diventato Israele nel 48, aveva un atteggiamento completamente schizoide a seconda di che vento tirava, perché noi, essendo la porta del Mediterraneo, dovevamo comunque per lui logicamente avere noi il privilegio di avere a che fare con questi territori e quindi beneficiare anche del petrolio che stava. Gli esperimenti cominciano negli anni 30, compresi quelli italiani in territorio libico, per dire. Quindi qui parliamo veramente di geopolitica con ricaschi attuali che dureranno per tanti anni. Quindi no, anche il Luce risente una sottolineatura molto importante sull'Istituto Luce. L'Istituto Luce parlava sopra la testa della gente. Il messaggio, quello che si vedeva, era quello didascalico, ma in realtà quei cinegiornali erano confezionati anche per i giornalisti stranieri residenti in Italia, i diplomatici, i quali capivano effettivamente che tipo di direzione prendeva Mussolini attraverso le veline del Minkul Pop. Questo tipo di lavoro è stato analizzato in maniera scrupolosa da Enzo Antonio Cicchino, che ha proprio decodificato il linguaggio del Luce, dove c'era questa dicotomia tra quanto si vedeva e quanto in realtà si voleva intendere. Ecco, sempre nel 1934 viene trasposto in film una pièce teatrale, La signora Paradiso, che tu scrivi è la summa di tutti gli stereotipi dell'ebreo antico e moderno. In questo film ci sono molti arci italiani, a partire dallo sceneggiatore principale, l'autore, no? Guido Cantini, giornalista, inventore di giornali, autore teatrale, cinematografico,
massone, il quale a Milano sposa Gemma Monicelli, che è la sorella di Tommaso, giornalista e papà del futuro regista Mario Monicelli, e sorella di Andreina, che sarà la moglie di Arnoldo Mondadori, no? E già questo ci dà un'idea di una stratificazione culturale e anche, come dire, imprenditoriale notevole. Produttore del film, un ex comunista, Alfredo Guarini. E qui verrebbe da citare Arnoldo Foà, che diede quella definizione di fascismo che tu riporti nel tuo libro, no? Una dittatura mitigata dalla generale inosservanza delle leggi e anche da queste apparenti contraddizioni. Comunque questo film, tu scrivi, è il più importante documento dell'antisemitismo italiano prima delle leggi razziali, e in questo film compare anche la citata Elsa De Giorgi, che diventerà la regina dei salotti mondani, la contessa rossa, dopo la caduta del regime, l'amante di Italo Calvino, saggista di successo, che però nei suoi libri non menziona questo film e quasi tutti cercano di dimenticarselo, no? Quelli che vi hanno partecipato, no? È andata così. Sì, questo si è trattato di una scoperta avventurosa avvenuta negli anni 2000. Un collezionista di Torino ha ritrovato questo film in Sud America, monco di 7 minuti, perché quasi tutti i film di epoca fascista giunti a noi contengono comunque tagli, ridoppiaggi e alterazioni. E quindi è anche molto complicato fare un confronto con le versioni originali, cosa che per me è stata resa possibile grazie al confronto col testo teatrale. E quindi in quei 7 minuti mancanti probabilmente c'erano dei dialoghi molto più espliciti nei confronti del protagonista, interpretato dall'attore veneziano Memo Benassi, sostanzialmente il Vittorio Gassman degli anni Sì. 30, era il mattatore delle scene teatrali, già famoso per aver interpretato diverse volte Shylock nel Mercante di Venezia, al Maggio fiorentino, in tante occasioni pubbliche durante il fascismo. La cosa interessante è che la longa manus poi di questo film è anche quella di Emilio Cecchi, papà di Suso Cecchi D'Amico, perché era il supervisore della Cines, che era la più grande casa di produzione cinematografica dell'epoca. Insomma, il protagonista Memo Benassi è un usuraio antiquario di giorno e di notte padrone occulto della Banca d'Oriente, grazie alla quale specula anche nei confronti degli stessi suoi amici fratelli ebrei. È una summa perché è un film di ambientazione contemporanea, non in costume. Quindi nel 1934 lui gira per Piazza di Pietra a Roma, cercando di irretire questa giovane ragazza che diventa la sua amante mantenuta, e naturalmente lei ne approfitta, ma sta per arrivare l'altro, cioè il giovane baldanzoso, interpretato tra l'altro da Mino Doro, che durante la Repubblica di Sarò sarà uno degli attori collaborazionisti, grande amico di Osvaldo Valenti, e che nel dopoguerra si riciclerà come attore in tanti film grazie ad una serie di collegamenti con l'aristocrazia nera romana. Dicevo, questa storia in realtà ha una trama banalotta, ma ripeto, vedere un film nel 34 dove il protagonista riassume tutti questi stereotipi per un film intero, ripeto, poteva fare un certo effetto, e siamo 4 anni prima delle leggi razziali. Elsa De Giorgi, che è stata prolifica nel dopoguerra come regista, saggista, autrice, eccetera, si guarda bene dal ricordare questa esperienza per ovvi motivi. E come lei tanti altri. Ecco, un'altra figura che viene fuori e che dice, oltre al tema del tuo libro, Luca, che paese siamo, è quella di Luigi Freddi, per esempio, no? Vogliamo spendere 2 parole su costui. Chi era e cosa farà poi dopo la caduta del regime? Oppure i tanti, numerosi intellettuali che hanno lavorato per Vittorio Mussolini, che si dedica al cinema e che dirige la rivista Cinema, è il figlio del duce, no? Cercherà anche fortuna a Hollywood, e farà una mezza gaffe perché dichiarerà che l'Italia è un luogo di rifugio per gli ebrei tedeschi che vanno in esilio, essi sono benvenuti tra noi. Ne nasce una specie di piccolo incidente diplomatico, ma al di là di questo poi il suo antisemitismo è indubitabile, e per la sua rivista, fascistissima, lavorano anche tanti bei nomi di quelli che si ricicleranno nel dopoguerra, no?
Sì, alcuni di questi nomi sono famosi, insomma, come Carlo Lizzani, anche Luchino Visconti ha scritto, come ha scritto anche Michelangelo Antonioni, Corrado Alvaro, Ugo Corrado Betti, Alvaro. Cesare Zavattini, perfino Ennio Flaiano, Mario Soldati. Tra l'altro scoprirete anche delle belle recensioni che sia Carlo Lizzani sia Enzo Biagi facevano in tono squisitissimamente antisemita, no? E non in tenera età, già Sì, del nell'età film matura. Sus l'Ebreo. Sì, bisogna sempre stare attenti, però non si tratta qui di puntare il ditino. No. Insomma, c'è una dittatura, si ha l'obbligo di avere la tessera del partito fascista. Chi non ottempera a questo è completamente escluso. Sì. Avevi la pistola puntata alla tempia? No. Quindi era una scelta deliberata. Si poteva vivere in un altro modo? Probabilmente sì, ma ovviamente con meno prebende, però molti scelsero di farlo e pochissimi sono stati quelli onesti, come ad esempio Longanesi con se stessi, che hanno ricordato questo periodo e quello che hanno fatto. Si è preferito, ma semplicemente perché era una conseguenza anche dell'amnistia Togliatti. Sì, Scordammo il sì. suo passato, sì, ma Napoli pesa. Diciamo appunto molto italianamente, no? Questo, Sì. questo è un tratto che comunque viene fuori in maniera molto, molto evidente. Tra l'altro, qui facciamo un piccolo salto in avanti, no, Luca? Perché io lascio il piacere di scoprire tante di queste perle, le definisco così dentro il libro a chi lo leggerà. Ci sono anche nomi come quelli di Antonioni, Aristarco, Visconti, cioè c'è la crème di quella che sarà anche la cinematografia italiana post bellica. Ti stimolo su un punto però, la figura per esempio di Charlie Chaplin. La figura di Charlie Chaplin interpretato come un super ebreo, peraltro verso il quale lo stesso Duce però ha una qualche simpatia, perché è lui che autorizza la circolazione dei suoi film, no? Sì, di tempi moderni in particolare, a patto che non venga tagliata la sequenza in cui si dà una spolverata con la cocaina, perché insomma no, c'era un'ossessione vera per Charlot, così come veniva chiamato Charlie Chaplin, perché veniva identificato come il super ebreo, l'ebreo errante, il vagabondo appunto. Il vagabondo che naturalmente è eroe dei proletari, e quindi uguale dei comunisti. Figuriamoci, ai tempi moderni, da questo punto di vista, fu attenzionato per questi motivi. Ma insomma, sì, su Charlot si spendono decine e decine di intellettuali italiani a difesa o contro, soprattutto contro, per poi quello che non era, perché è famosa la dichiarazione di Charlie Chaplin che non era ebreo, ma che era ritenuto tale non solo dagli italiani, ma in generale. Lui non ha mai smentito, semplicemente perché alla Albert Einstein appartengo alla razza umana. Non era quello. Va detto però che naturalmente all'uscita del grande dittatore nel 1940, che in Italia naturalmente è uscito nel dopoguerra per ovvi motivi, perché veniva preso in giro non solo Hitler, ma Mussolini e anche Donna Rachele. Perché questo è interessante, nel dopoguerra, quando esce per la prima volta nel 48-49 il grande dittatore, vengono tagliate anche le sequenze che vedono Hitler, Heinkel, Charlot che balla con Donna Rachele, che era una cicciona e quindi non stava bene. Ecco, su Enzo Biagi mi soffermo soltanto perché tu citi comunque una parte della sua recensione sullo sceno film Sus l'Ebreo. Enzo Biagi scrive così: un cinema di propaganda, ma una propaganda che non esclude l'arte, che trascina il pubblico all'entusiasmo, con molta gente che apprende cos'è l'ebraismo e ne capisce i moventi della battaglia che lo combatte. Non c'è bisogno di commento, perché uno può essere certamente, diciamo, devo campare, devo tirare a campare, però fra il tirare a campare e lo scrivere cose di questo tipo, secondo me ci passa una bella differenza, no? Ma non lo dico per Enzo Biagi, lo dico per sintetizzare
diciamo così, un'attitudine dell'intellettuale italiano in larghissima parte a comportarsi così. No, poi a 25 anni si era adulti, appunto. non erano i 25 anni di oggi. Ecco, C'era una formazione culturale robusta. Giuseppe Marotta, su un altro film, I Rothschild, oscenamente denunciante il complotto Pluto giudaico-massonico, scriverà: ecco un'altra formidabile arma polemica puntata contro i principali nemici dell'Europa, gli ebrei e l'Inghilterra. La battaglia di Waterloo viene sfruttata dai Rothschild con diaboliche manovre che fruttano loro milioni. Insomma, e costui poi vincerà i premi letterari, scriverà l'Oro di Napoli, lavorerà con i registi progressisti. Ma non mi soffermo più su questo. Tra l'altro, per andare nel campo opposto, tu documenti anche la fissazione, diciamo, anti-ebraica di Almirante, per esempio. No? Almirante ha una rubrica fotogrammi sul quotidiano fascistissimo Il Tevere, dalla quale traluce proprio questo non ce la fa, vorrebbe eliminare tutti gli ebrei che lavorano in Italia, nel cinema e nella letteratura, proprio trasuda di questa sua intenzione. Questo però fa forse un po' meno impressione, no? Perché Almirante, bene o male, sappiamo chi è. Io però veramente non saprei più dove pescare, se non, visto che sono le 10:54, adesso ci devi raccontare per bene, Luca, la storia di un altro arci-italianissimo, però pieno di sfumature interessantissime. Io sono sicuro, io non lo conoscevo, che nessuno di coloro che ci sta ascoltando, o pochissimi, sapranno chi è Giovacchino Forzano. Tu racconti di un film perduto che ha una storia incredibile, sembra quasi inventata, romanzata. Questo Giovacchino Forzano è un po' di tutto: scrittore, poeta, commediografo, regista teatrale, regista lirico, cinematografico, giornalista, sceneggiatore, imprenditore, creatore di istituzioni culturali. Farà una specie di Cinecittà in Toscana, no? Pisorno, fusione di Pisa e Livorno. Travalicherà anche lui il periodo fascista. Insomma, chi è Giovacchino Forzano e perché ti occupa un intero capitolo, se non mi ricordo male, del tuo libro, la storia di Forzano e del suo film, uno dei film che dovevano essere quelli proprio antisemiti doc, e con grandissima produzione e grandissimi capitali, perché viene foraggiato per una quantità di soldi indescrivibile. Il suo film si intitola Piazza San Sepolcro, no? E che ha una storia stranissima. Sì, c'è qualcuno che ha detto non esistono i misteri ma solo ricerche fatte male. Per me questo è un mistero svelato a metà, perché manca il corpo del reato, cioè il film non si è riuscito a trovare. Si tratta dell'ultimo film ufficiale di propaganda, in questo caso non fascista ma proprio nazifascista, perché fu benedetto pure da Goebbels, girato nel 1943 e poi interrotto per motivi bellici, e che Giovacchino Forzano provò a rimontare 10 anni dopo, nel 1953, ma che fu bocciato poi più volte in censura, e da quel momento sparì completamente nel nulla. Si tratta della storia di una banca inglese socia degli ebrei Rothschild, che finanziano i conflitti in Europa per aumentare il predominio britannico. Questo dalla rivoluzione francese fino alla seconda guerra mondiale, con la tesi che a scatenare quest'ultima fosse stato l'internazionale giudaica, il complotto demo Pluto giudaico-massonico. Quindi era davvero una tesi accidentis, era la tesi non plus ultra dell'antisemitismo. Ma come è stato possibile coinvolgere questo Giovacchino Forzano in un'operazione di tale levatura? Forzano era coetaneo di Mussolini, avevano già firmato insieme 3 opere teatrali con l'obbligo di far apparire il credit di coautore di Mussolini solo all'estero, ma non in Italia, ed erano 3 opere dedicate rispettivamente a Cavour, a Cesare e agli ultimi 100 giorni di Napoleone. Forzano è un imprenditore astuto fiorentino di Borgo San Lorenzo, mugellese, padre ex prefetto di Patti in Sicilia, e appassionato di storia, di impero britannico, eccetera. Insomma, lui confeziona questo film con i più grandi attori dell'epoca, Ermete Zacconi, Vivi Joy, Rossano Brazzi, Osvaldo Valenti, che poi sarà giustiziato dai partigiani a Milano. E questo film appunto viene bloccato a causa degli eventi bellici. Lui viene arrestato dagli alleati dopo l'armistizio, ma subito dopo viene rilasciato.
Pisorno viene bombardata, come Pisa e Livorno sono tra le città più bombardate d'Italia, gli viene restituito lo stabilimento all'inizio degli anni 50 grazie ai fondi del piano Marshall, nella persona di Giulio Andreotti, grande suo amico, ma nel frattempo succede qualcosa di importante, perché Andreotti nel 48 riceve una lettera da una misteriosa società inglese che vuole acquistare tutto il negativo del film. Andreotti, che era sottosegretario allo spettacolo, dice di no. Forzano comincia a riprendere a lavorare all'inizio degli anni 50 e la prima produzione, questo è molto curioso, è quella di Joseph Lucy, perseguitato negli Stati Uniti a causa del maccartismo perché era comunista, e quindi lo fa lavorare lui, ex fascista, in un film di taglio neorealista. Cerca, come ho detto, di rimontare il film, ma viene bocciato da un ex dirigente del Minculpop, che si è ovviamente riciclato e che fa la stessa cosa nell'Italia repubblicana grazie alla DC, che era un censore che si chiamava George Nelson Page, che lo boccia, e Forzano fallisce, è costretto fallisce come persona giuridica perché non può restituire il finanziamento di questo film, che sono 7 milioni di euro di oggi, 15 milioni di lire dell'epoca, una cifra pazzesca per pensare nel 42-43, stanziata proprio dal ministro Pavolini all'epoca. Lui non può restituire questo debito al Ministero del Tesoro e quindi fallisce, e quindi si ritrova anche costretto a chiedere pure un vitalizio. Stiamo parlando, tra l'altro, Forzano è nonno dei giornalisti di Luca Giurato, dei fratelli Giurato, Flavio musicista, e Vasco Giurato, ex direttore della fotografia, purtroppo venuto a mancare. E dicevo, alla fine degli anni 50 questo residuato bellico, Gioacchino Forzano, si ritrova ad avere problemi di sussistenza, e al Tribunale di Pisa io ho trovato questa gemma, lo so che stiamo chiudendo, insomma, si fa firmare un certificato medico da Nicola Pende. Il citato Nicola Pende, quello dell'Istituto di Biotipologia della creazione dell'artista perfetto. Allora, canguri giganti, li definiva lo stesso Mussolini, quegli intellettuali che fecero il salto della quaglia, che cambiarono bandiera dopo la caduta del fascismo, no? Nella parte finale del tuo libro ne citi diversi. Luigi Freddi, che dicevamo prima, direttore della cinematografia Cinecittà, fascistissimo, ma continuerà a lavorare tranquillamente fino a fine degli anni 70, perché nessuno di costoro verrà veramente epurato, no? Si indaga come per Forzano su arricchimenti illeciti, ma poi tutto finisce lì. E tutti, diciamo, continuano tranquillamente a lavorare. Abbiamo già detto di Giorgio Almirante, ma anche dovremmo parlare di Luigi Chiarini, che sarà nominato docente di cinema all'Università di Pisa e dirigerà numerose edizioni del Festival di Venezia. Un altro grande nome, e tu lo citi come forse il caso più ambiguo di artista di regime, è quello di Roberto Rossellini, che fa ben 3 film di propaganda fascista, ma poi diventa il regista italiano più famoso del dopoguerra, a iniziare da Roma, città aperta, in cui peraltro, e in altre sue opere, avrà un rapporto un po' particolare col tema dell'ebraismo, no? Come tu documenti nel libro. Così come dovremmo parlare di Rodolfo Sonego, sceneggiatore dei film di Alberto Sordi, che ci dà un flash, e questo è molto interessante, all'interno di un film che tutti credo ricordino, Il Vedovo, no? Ci dà un flash sulla rappresentazione dell'antisemitismo, in questo caso in pieni anni 50. Questo flash di antisemitismo non è l'unico, perché tu dici vecchi stilemi antisemiti torneranno anche nel cinema degli anni 50 e 60, in quello contemporaneo. Non è più oggetto del tuo libro. Sarebbe interessantissimo fare, no? Naturalmente, una storia simile per il cinema che arriva fino ai nostri giorni, e anche il cinema di grande successo popolare, no? Di Carlo Lizzani abbiamo già parlato, ma io vorrei chiudere con una bellissima battuta feroce di Jean-Luc Godard, che chiude il tuo libro, no? Il quale, a proposito di ebrei e cinema, si occupa della Vita è bella di Roberto Benigni, no? E dirà, a proposito del film di Benigni: sarei andato a vederlo se il film avesse avuto il coraggio di portare il suo vero titolo, cioè La vita è bella ad Auschwitz. Feroce Godard, però mi sembra che abbia colto nel segno, tutto sommato. Sì, fa il paio con la frase, con la definizione di David Mamet, uno dei più grandi sceneggiatori americani di origine ebraica, il quale, a proposito di Schindler's List di Spielberg, coniò il termine Shoah business.
Quindi era una critica che veniva dalla parte ebraica contro un ebreo, perché per il film di Spielberg si parlò di pornografia per la famosa scena della doccia, cioè Spielberg usa un meccanismo di suspense hollywoodiana, cioè non si sa che cosa sta per uscire dai bocchettoni della doccia, se gas o acqua, e quindi spettacolarizza l'indicibile. Su Benigni sappiamo qual è le accuse che gli sono state rivolte, lui ha provato a difendersi, sapeva di questa storia, poi ovviamente è una favola, i carri armati sono quelli americani e non quelli russi, tuttavia dall'istituzione del Giorno della Memoria all'inizio degli anni 2000 si sono susseguite in Italia una serie di opere assolutamente di modesto valore, fatte solamente per speculare sul tema, ottenere soldi pubblici, e questo riguarda sia autori di sinistra che di destra, se proprio, per quei pochi dichiarati che ci sono, insomma, di titoli ce ne sono veramente tanti, assolutamente, che non hanno lasciato il segno. Uno dei più importanti, ma aveva ragione per farlo e anche bene, è stato Roberto Faenza. Allora, dobbiamo salutarci. Io ringrazio Luca Martera. Abbiamo parlato del suo libro Usurai, seduttori e cospiratori, l'antisemitismo nel cinema italiano prima della Shoah, edito da Belforte. Trovate i riferimenti anche sulla pagina Facebook della radio. Una lettura davvero utile perché mette insieme dei fatti. Se non è un libro a tesi, è un libro nel quale parlano i fatti che sono messi in fila e che sono stati trovati con una lunghissima ricerca di più di 4 anni da Luca Martera, che ringrazio. Grazie Luca. Leggetevelo perché per me è un libro che va ben oltre anche la storia del cinema, come abbiamo capito da questa conversazione, credo. Ci dice qualcosa della storia d'Italia e anche contemporanea. Grazie a Luca Martera. Ancora, alla prossima. Avete ascoltato Autodafè.